oggi alla stazione di Messina il treno proveniente da Venezia, il Venezia-Sicilia, è stato fatto arrivare con circa un'ora di ritardo alla stazione di Messina, rendendo la corsa quasi inutile per arrivare in orario a Siracusa. Il treno era quasi completamente vuoto. Già nei giorni scorsi in questa stazione di Messina erano state notate dei movimenti strani. La polizia ferroviaria aveva fatto scendere dal treno locale Messina-Siracusa dei giovani con gli zaini e con le borse sulle spalle, con il sacco a pelo sulle spalle, per fargli cambiare il treno. Sono stati fatti scendere anche i passeggeri dicendo che dovevano cambiare treno. Questi strani movimenti sono confermati oggi dalla notizia che appare sulla Sicilia, che un autobus della manifestazione è stato fermato dalla polizia alla stazione di Messina, stavolta la stazione marittima, cioè al momento di sbarcare dai traghetti. Si tratta di un episodio preoccupante, afferma Ferrero del Partito Rifondazione. In un clima teso e preoccupante è stato chiesto di essere identificati e perquisiti, cosa che i giovani hanno totalmente rifiutato. Ora il pullman è ripartito. Si tratta di un episodio che si ricollega a quello di alcuni giorni fa nella stazione ferroviaria e a quello di oggi, cioè il treno che doveva andare a Siracusa era in ritardo di un'ora. La linea Messina-Siracusa è una linea che ha nella parte più antica un lungo tratto su binario unico. Il treno che collega Messina e Siracusa ha una velocità media massima di 50 km orari, quindi sia che si prenda un treno locale che un treno espresso, viaggia sempre a una velocità media massima di 50 km orari. Quindi per fare questi 150 km che ci sono fra Messina e Siracusa ci vogliono 3 ore. Una cosa veramente incredibile nell'era della velocità dei treni intorno a 200-250 km all'ora. Parliamo di linee costruite nel 1890, nel momento in cui venne inaugurata la linea ferroviaria. La Sicilia in questo giornale che è oggi in edicola, oggi 23 aprile 2009, dedica in prima pagina una bellissima foto del restaurato e ristrutturato castello costruito da Federico II che si trova sulla punta estrema di Ortigia. Il convegno, mentre vi parliamo, è nella fase centrale e sta per partire il corteo da Siracusa. La Sicilia dedica ben 4 pagine a questo evento, la Sicilia di Catania, con bellissime foto delle piazze allestite dall'organizzazione, ma ci sono anche dei risvolti incredibili, come una banca che copre tutte le insegne con i sacchetti della spazzatura per evitare di essere individuata, di essere addirittura di comparire come marchio in qualsiasi ripresa televisiva. La città chiude. Una nota particolare riguarda le bici che sono state piazzate appositamente per la manifestazione.
delle bici che erano colorate di rosso sono state ricolorate dall'organizzazione in verde. Anche il rosso delle biciclette può dare fastidio.